Luigi. Cognome. Masala. Data di nascita. 23/1/1979. Professione. Cantante lirico. Segni particolari. Intonatissimo. Mi piace perché qui ci deve essere, esatto, però chi le fa qualche gli gioco scherzi, chi le fa gli pericoloso. scherzi, tolgono Cercano la di carta fregarmi. d'identità. Va bene, buongiorno Luigi. Buongiorno Luigi, sono cose interne. Grazie a te per aver accettato l'invito. Luigi fa il tenore, per noi insomma la musica che l'abbracciamo a 360 gradi è un piacere, perché è la musica più nobile, quella tenorile, no? Cioè, la musica classica. Vabbè, basta, ho finito, adesso tocca a lei. Buona sapersi. Non solo, lo stesso Verdi, sì, allora non c'erano le conferenze stampa, però disse in un'intervista famosa mi pare al Resto del Carlino, non mi ricordo bene, stiamo parlando tra il 1876, che il tenore rappresentava, no, la parte principale delle drammatiche liriche. Io ci stimo tutte, ma quando sento un tenore trovo la mia dimensione di musicista. Parole di Giuseppe Verdi. Come Luigi nasce la passione per questa disciplina, insomma, la musica classica? Allora, la mia passione Lirica, è nata fin da bambino, all'età di 5 anni. Praticamente ho sempre cantato in quell'età. Ma salivo iniziando sopra dai cori famosi o iniziando proprio già da solista? No, ho iniziato proprio da bambino, come ho detto un attimo fa, e mi mettevo a cantare sopra il tavolo e cantavo le canzoni di Sciarpi. Di Scialpi? Addirittura rock and roll. Vabbè, uno come te la finiva a cantare le sue canzoni. ancora non avevo, c'erano evidenti segni un di indirizzo carriera musicale, tenorile, sì. devo dire, con i pezzi di Scialpi. Non avevo proprio, Ti aveva colpito. Perché Scialpi? Perché non lo so, da bambino mi piacevano le sue canzoni, e allora quindi sopra il tavolo mi mettevo. qual era il tuo cavallo di battaglia di Scialpi? Proprio la prima, Rock and roll. meravigliosa quella, Fantastico, sempre quella fantastico. cantavo. Va bene, e quindi a un certo punto però Scialpi si è dissolto nell'aria, credo, Sì, negli nell'aria anni tenorile. successivi, dopo Scialpi non l'abbiamo più sentito. Solo Scialpi come Solo riferimento Scialpi. italiano? A quell'età mi ricordo solo Scialpi. E che era più o meno 5-6 5-6 anni. Crescendo come Crescendo ti sei evoluto? Sì, allora, dai 10 anni in poi è iniziata la passione della lirica. Praticamente ero in questo doposcuola. Prestissimo. Che all'epoca c'era una suora che ha fatto molto per me, si chiamava Suor Angela, pace all'anima sua che purtroppo non c'è più, purtroppo sì. Suor Angela, ce l'abbiamo qua. Grazie a lei mi ha fatto capire l'importanza della lirica, e non so se lo faceva apposta, metteva i dischi lirici. All'epoca c'era il 33 giri, Sì, non c'era neanche la tecnologia di Quanti oggi. anni hai tu? Sei del 79, sei 36 più giovane di anni. me, stai parlando come se ne avessi 80, all'epoca Addirittura. c'era. Sì, io ne ho 40, tu hai 4 36. anni meno di me, perciò all'epoca è un'epoca che comunque era già moderna abbastanza, dai. Beh, 33 sì. giri esisteva, ci mancherebbe, gli anni 80, insomma. Sì, lei metteva sempre questo piccolo mangiadischi. Anzi, fine anni 80, primi 90, perché tu a 10 anni avevi già... Giustissimo. Siamo era nel 89. 90, 91, e le metteva questi dischi con delle canzoni liriche, e sapeva che io cantavo. E quando sentivo la musica di Pavarotti o anche dei più grandi come Placido Domingo, Carreras, io cosa facevo? erano i migliori Cantavo, per te, tutte e imitavo, tre. cantavo sopra il disco. Allora lei da lì si è accorta, e sono nate, delle occasioni tipo festival Allora, successivamente. Abbiamo una clip che ti riguarda, ma abbiamo anche la possibilità di cantare dal vivo. Siccome c'è la pubblicità che non dobbiamo andargli troppo oltre, quindi poi dobbiamo salutare anche il Presidente Valmeli che va a registrare la gradinata con Gennaro stasera alle 21. Cantiamo? Facciamo questo pezzettino prima di andare in pubblicità? Molto volentieri. E ci spegniamo la clip nel blocco dopo. Dai, allora. certo. Mollaringi, ma in piedi. Diciamo sei un tenore, un baritono, sì, un tenore. prima era un tenore lirico leggero sì, di leggero. Grazia, ma sei ancora sarebbe il tenore lirico, leggero praticamente. perfetto, Attualmente invece la voce si è modificata, è maturata, e quindi mi dicono che sono un lirico puro. Sì, Ok. Tipo la Pavarotti. Perfetto, allora noi adesso Come ti facciamo coloratura. alzare e tu ti puoi tranquillamente posizionare, perché abbiamo un'asta e un microfono e una base sulla quale andare ad ascoltare la voce. In che opera?
L'opera in questione è La Tosca di Giacomo Puccini. Luciano alle stelle? No, Recondita Mamma Armonia. mia, mio fratello cantava Recondita. Sì, faccia cantare per Bello. favore, perché sennò qui arriviamo a mezzogiorno mi sono commosso, era e un la gente cavallo di battaglia sviene di con mio lei che fratello, tenta di buonanima. cantare i cavalli di battaglia di suo Sì, fratello. sì. Va bene, Luigi Masala, i due di Via Venturi, prego, un po' di cultura, via. Base. Recondita armonia di bellezze diverse e bruna gloria l'ardente amante mia. A te beltà degnata, cinta di chiave bionde, tu azzurra è l'occhio, tosca l'occhio nero, l'arte del suo mistero, le diverse bellezze insiem confonde, ma ne ritrar costei il mio solo pensiero, il mio sol pensier sei tu. Sei tu. Bravissimo, Luigi, grande, bravo, grande bravo. interprete Ma superbo complimenti, della ragazzi. Tosca, Che di questo potenza. grande Cavaradossi. Anche i il grande venturiani Cavaradossi la cantava sento all'inizio che hanno dell'opera. gradito. Bravi, bravo, sei sempre meraviglioso. Abbiamo e dell'applauso. tra l'altro anche con una certa gentilezza ritagliato proprio questo Sì. pezzo di quest'opera che arriva dalla Tosca, come diceva lei, Sì, caro sì. Presidente Mameli, e ne abbiamo fatto giusto un pezzettino perché le opere liriche sappiamo che hanno una durata parti Una durata adesso anche di 2 ore, anche a oltre. Ferragosto sì. ti fermi. E Un'opera quindi drammatica la Tosca, ecco. Sì. Il grande Puccini. la potenza e la grande capacità della tua Sì, sì. voce insomma sono, Sì, ha ragione, sono leggermente notevoli, però più bella. non sono Risponde sicuramente meglio alla lirica. un critico lirico, Poi- ma si sente evidentemente. Sì. Ma lui è... E poi di cantare di mattina non sì, è facile. verissimo. Devi Questo fare lo veramente devo dire. Quello è preparazione, molta preparazione. Ho visto quanto è Va bello. bene, Bravo, allora Presidente bravo. Mameli, Complimenti, prima tanti auguri, di tornare con Luigi Masala e a fare due chiacchiere con lui e insomma Madonna vedere mia. anche la sua performance all'interno di Rossoblu 95, quindi la clip che abbiamo preparato, e prima appunto di vedere anche Paoletto Corazon, la saluto ma chiedendole cosa mangerà oggi a pranzo il C'è Presidente un Mameli.
muginetto, l'ho comprato sabato e lo mangerò oggi. Ma io non so, ma sono 60 anni che le dico di farsi un bel piatto di pasta e magari uno dei classici della cucina italiana, le pennette all'arrabbiata. Ma si vuol fare un piatto di pasta nella vita? E che carboidrato non lo mangia più lei? Ma mi dia retta, che ci vuole in fondo? Un sugo veloce con soffritto d'aglio, peperoncino a piacimento e una bella spolverata di parmigiano, e potrà anche lei così con le sue belle pennette di Sardegna del Pastificio Cellino godere di queste pennette all'arrabbiata. Ma d'altronde dal 2001 il Pastificio Cellino garantisce qualità e benessere sulle tavole dei sardi e soprattutto un forte senso di appartenenza al territorio, che è poi quello che fa arrivare il compimento del rispetto della cultura locale e soprattutto il gradimento anche dei tanti sardi che mangiano la pasta a Cellino. Ma che cosa le dico a fare io tutte queste cose? Tanto lei mangerà il suo muginetto, giustamente, no? Sì. Quindi sa che cosa aggiungo, sì, come al solito, che di quello che mangerà lei oggi non ci fregola un pacchero, se lo ricordi. Buongiorno anche a Salvatore. Allora Luigi, parlavamo qualche minuto fa, prima di tornare in onda, del fatto che hai girato il mondo in qualche modo con questa tua grande dote, perché poi c'è il lavoro comunque da fare, no? Quando uno scopre di avere una dote, per riuscire a incanalarla, veicolarla nella maniera migliore, bisogna lavorarci dietro. Io ho avuto la fortuna, diciamo non tutto il mondo, però ho avuto questa grande fortuna di andare nella parte dell'America Latina, dove mi ero esibito all'epoca per fare concerti, tournée. È stata una bellissima esperienza, veramente, che mi ha segnato dal punto, diciamo, artistico e mi ha formato in modo, diciamo, migliore rispetto a come ero prima. Chi erano i tuoi riferimenti, visto che a 10 anni hai cominciato a cantare le opere liriche o comunque a scoprire questa tua capacità? Pavarotti in primis? Allora, Pavarotti sicuramente, una meraviglia vocale che, diciamo, io l'ho ascoltato tantissimo e tuttora ascolto Pavarotti. Venerdì e poi? Poi vabbè, mi piace molto Placido Domingo. Placido Domingo e poi, visto che prima ero un cantante leggero, tenori di grazia, sì, ascoltavo tantissimo anche Jean Diego Flores, che è un tenore rossignano molto bravo. Attualmente sta facendo una grande carriera. Venerdì sera ho visto, sempre a casa dei miei, uno speciale di Bruno Vespa. Buonasera, grazie, siamo qui a New York, buonasera, con il volo, con i ragazzi del volo. Ecco, sono 3 voci che incantano il mondo, quelle, che ne pensi? Che idea ne hai del volo? Perché tutti sono stranamente sempre molto critici nei confronti del volo. Poveracci per modo di dire, nel senso, poverini, sono comunque molto bravi. Poi dopo non lo so, tecnicamente io non mi spingo perché non sono. A livello tecnico, sì, le voci sono intonate, sono anche buone voci, però ragazzi, bisogna sentirle. Fanno mondiali e riempiono, sì, palazzetti ovunque. Vabbè, perché adesso sono 3 ragazzi lanciati, diciamo, sono nella cresta dell'onda, è il loro momento. Però siccome loro cantano insieme e non separatamente, quindi bisogna anche sentire nel contesto separato, come la loro voce, senza essere insieme, capito? Beh vabbè, però il volo è sì, è il trio, trio. Insieme. Quello è un progetto, poi non lo so se mai faranno una carriera solista. Nel frattempo però si stanno godendo ma non c'è dubbio, una carriera da trio particolarmente interessante. Sì, questo senza dubbio. Adesso io non sono uno che ascolta o ha trascorsi da fruitore di quella musica lì, né di quella che canti tu, la musica lirica, né tantomeno quella che cantano, anche se poi vabbè, insomma, cantano i grandi classici italiani, no? Il ovviamente. Volo, tu ovviamente mi stai chiedendo un'impressione su questi ragazzi. Anzi, per dirtela in modo di blu in realtà, perché diciamo tutti volare sbagliando. Famosissima, del grande Modugno. Ma guarda, per dire in parole proprio semplici, i ragazzi sono bravi, non metto in dubbio, però cantano un pop lirico, non è lirica, solo questo. Tu dici hanno mescolato un po' i sì, due è il pop è misto con la lirica, ma attenzione, non sono cantanti lirici. Perché Vespa ci ha visto subito lo specialone, ha fatto questo speciale bello, tra l'altro anche dove è andato a far scoprire anche un po' dell'Italia che si è newyorkesizzata, gli italiani che come sappiamo da sempre
partono e vanno all'avventura, poi magari costruiscono grandi imperi nel food, quindi la cucina, Sì. o in altre circostanze. Ci sono momenti in cui vorresti non essere qui in Sardegna perché le possibilità per un cantante lirico magari sarebbero meglio se fossi da un'altra parte, oppure la tua carriera da cantante lirico ti sta bene così e non hai rimorsi? Allora, cosa posso dire? Diciamo che prima non abitavo qui a Cagliari, la mia vita era a Pesaro, per 7 anni sono stato lì. Ovviamente ho collaborato con dei teatri, come ad esempio il Teatro di Fano, uno dei vari teatri in cui ho, diciamo, prestato la mia Cantavi arte. molto di più quando eri a Pesaro o canti di più da quando sei tornato? Beh, come abbiamo detto prima, quando ci siamo parlati durante la pausa, prima si cantava di più, c'erano più occasioni, si Adesso facevano molto più i fondi concerti alla all'anno. cultura sono Adesso finiti. purtroppo i tempi sono diversi, si fanno meno concerti. Ma si canta a Rosso Blu 95, quindi spendiamoci questa clip perché abbiamo un contributo da quando sei stato ospite lì e dopo la clip abbiamo anche un messaggio video, vediamo. Che bella cosa, una giornata sole, un'aria serena dopo la tempesta, e l'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, una giornata sole, annata sole, più bella è, o sole mio, sta in fronte a te. O sole mio, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Complimenti a Luigi Masala, beh insomma la lirica si vede, è il tuo pane e la lirica pura come qualcuno ti ha detto, proprio maturando anche nella voce di questi ultimi tempi. Allora veloce messaggio, un buon inizio settimana a voi di Via Venturi, dice Milena, che ringraziamo tanto e abbracciamo ovviamente. In bocca al lupo Luigi per la tua carriera e per tutto il resto ovviamente dei tuoi impegni da tenore, e noi ci risentiamo domani, ci rivediamo domani puntuali qui alle 8, grazie alla squadra, a Cristian Manca, Gigi Perra, Stefano Perra, DJ Fabietto, grazie al presidente Mameli che troverete alle 21 con Gennaro nella gradinata qui sul canale 19, cioè Sardegna 1, la campana la suono io. Buon inizio di settimana a tutti, ciao ciao ciao, sigla.